secondo il diritto internazionale. Tant'è vero che sto finendo il lavoro di un approfondimento, di un saggio su materia del diritto dell'autodeterminazione. Dico: autodeterminazione è legittima ma illegale, punto di domanda, perché i due termini, con la sua domanda molto acuta, molto intelligente, consentono di aprire un dibattito straordinariamente interessante, ricco di suggestioni ma anche di certezze, ovvero che quello che può apparire illegale all'interno dell'ordinamento italiano, noti bene può apparire, in realtà è legittimo secondo il diritto internazionale. E questo è il futuro è davanti a noi, altrimenti che cosa saremmo noi se non avessimo la capacità di superare questo apparente contrasto, questa mancanza di unione tra i due domini? Saremmo che cosa? Degli attori recitanti in un contesto dove altri hanno scritto la trama, ma stiamo scherzando? La storia è quello che decidiamo noi in modo democratico, in modo pacifico, in modo libero, non è un canovaccio da interpretare secondo la volontà di terzi, e il terzo non è né uno Stato centralista come l'Italia né altri che l'hanno scritto prima di noi, se no la storia non avrebbe senso, la storia va vissuta, va interpretata in prima persona.